Ci siamo! Salve, buongiorno. Prende il via di lunedì. Sì. Fatemi subito salutare Stefano Disegni, che è qua, che mi ha portato il suo libro. Eccolo. Perché quanto ci fai ridere. Ciao, i disegni, Stefano. sì, con i tuoi punto disegni, le tue strisce quotidiane che scrive. Grazie. Vedere Stefano Disegni un po' imbarazzato dall'applauso del pubblico. Suda sotto il naso, però non me l'aspettavo, non te sono l'aspettavi arrivato così, tu che quasi sei nascosto. Senti, ma che disegni hai preparato? Qualcosa sul momento che stiamo vivendo? No, qualcosa c'è, sì, qualcosa c'è, però preferisco non dirlo. Lo vedremo. Lo vedrete giovedì, sì. Giovedì su Sorrisi, no? Sul magazine del Stefano Disegni e disegna, Certo. Pensa se faceva il ginecologo. È una battuta nuova. Nessuno l'ha sentita. Scusa, meno male. Baldini, Sì? sentito che ti ha detto? Dicevo? Baldini, dicevo, pensa se facevi il ginecologo, come ti chiamavano? Ma è sempre così oppure? Fai una cortesia, Stefano, io vengo con te e vado via. Andiamo, dai, ti prego, andiamo via. Ecco, non puoi fare sta battuta, ci aveva fatto tanti complimenti, hai fatto adesso sta battuta, è tornato indietro. Baldini lo conosciamo. Attenzione, vedi, subito. Eccola. Che è arrivato? Niente, poi la dico. Vabbè, ok. No, non si può. È arrivata un'ansia, ma non l'ho potuta leggere per quanto era. Saluto anche Sergio Fiorentini, che è vero. Vedo degli ospiti all'improvviso, ma così arrivano. Sergio Fiorentini, buongiorno. Grazie. Sergino, La voce di Gene Hackman. Caro Sergio, Tutti amici qui. tutti amici. No, allora, quando sento la voce di Sergio, a parte tutte le cose che lui ha fatto sia come doppiatore ma anche come attore, tantissime, però io l'ultima che ho è quando si spegnevano i televisori, Paura, promo, e lui faceva, com'era? Paura, Che bella con quella voce che arriva. Grazie Sergio. Vedi di divertirti con noi. Buon divertimento. A proposito di disegni, è arrivata Lanza. Zechila legge il libro di disegni e dice: ma quale disegni e disegni? Qua ci stanno un sacco di parole e non capisco. Allora, prima di iniziare la trasmissione, di parlare del più e del meno come facciamo noi, dobbiamo subito dire l'ospite che avremo oggi, l'ospite di oggi, che ancora deve arrivare, sta camminando, non è so sul raccordo. se come viene. Solitamente i nostri ospiti rimangono per un po', 15-20 minuti ingabbiati sul raccordo anulare, anche se lui che abita in centro, ma proprio lui passa sempre dal raccordo. Lo fa perché, fa un giro. Allora, devi solo sapere che il maestro Cremonesi è già in fibrillazione. È morto praticamente. È venuto da me e mi ha detto poc'anzi, digli cosa mi hai detto. Dai, diccelo. La verità. Mi raccomando, non mi chiedere cose che non so e non mi far figuracce. Perché le cose vanno fatte bene o è meglio non farle. E davanti a lui. Ancora non abbiamo detto chi è. Quindi davanti a lui io. Perché voi dovete sapere Sì. che uno che lui suona il pianoforte e compone anche musica. Difficile da credere, ma è così. Avere davanti Ennio Morricone che arriverà sarà una cosa per lui. Come per un falegname avere San Giuseppe, è uguale, è la stessa cosa. Esatto. Se tu un falegname dici guarda che è San Giuseppe, la stessa cosa. La stessa è come per te, capito? Avere... Offa, il famoso mafioso e rigiratore di soldi. Esatto. Senti Cremonesi, facciamo finta una cosa, no? Facciamo finta. Sappi che io so tutto di cosa? Quasi, di Morricone. Io sono 10 anni che ho in macchina lo stesso CD che è Mission, una delle colonne sonore per me più bella. Allora non cominciamo qual è la più bella, la più brutta, anzi dico, facciamo una cosa, Oscar, sconfiggiamo la banalità e noi gli chiediamo qual è secondo lei la musica, qual è il regista con cui ha lavorato, che quello ma non gliela farà più, gli faranno sempre la domanda, lo diciamo noi quali sono belle per noi. Esatto, per noi. A me piaceva Indagine su un cittadino di sopra del sospetto, poi c'era anche il Maranzano dentro, sotto tutto. C'era il Maranzano, è vero. Cremonesi, vuoi sapere altro? No, tu cantamele. La prima musica che ha composto, poi ti faccio. Il Federale, Luciano Salce, il regista è Ugo Tognazzi, l'attore. Vai avanti. Io non so se sarà, ma glielo chiederemo quando arriverà. Sarà quello? Io dico che è il Federale. Ci fai la scommessa? No! Tu la parola scommessa non la devi usare mai più nella tua vita, lo vuoi capire? Ci facciamo la scommessa. Su Morricone mi fa la scommessa.
Cremonesi, facciamo finta, ora il maestro Morricone sta arrivando in macchina, no? Che magari sente la radio, fai sentire una tua composizione, quindi una cosa tua, proprio una composizione. Prego. Allora improvvisa una melodia al pianoforte, bellissimo, questa cosa che lui diventa matto. Mi metti in difficoltà però. No, tu non devi essere in difficoltà, devi vincere questi timori. Sì. Devi vincerli, Enrico. Chiama vincili. l'144. Pigia quelle mani su quella tastiera. Vai. Signori. Ok, vai. Signori, creazione del maestro Cremonesi ora, Momò. Vai. No, perché già so che Baldini stava per dire. Non lo dicevo l'oroscopo. Acquario. No. Così Non lo dicevo. Invece è bella. È bella, molto bella. Senti. Questa non è da Acquario. No, questa è bellissima. Signora Marchesa, anche lei al ballo? Prego. A un certo punto la scena si fa un po' più movimentata. Signora Marchesa, andiamo in guardaroba. Signori, sì. Eccolo là, il qua. maestro Cremonesi in questo CD che uscirà oggi pomeriggio. Certo, sì, bellissimo proprio, guarda. Esce al volo. Bravo. Allora non vediamo l'ora che il maestro Morricone sia qui con noi, ci faremo una bella chiacchierata. Ricordiamo che è uscito un CD bellissimo che si chiama Here's to You, che io ho il privilegio di avere tra le dita e ve lo faccio sentire un attimo. CD e DVD, Sentite che roba. Lo sentiamo. Plastica dura, senti proprio. Che bella. Sì, ma sai che è successo? Posso raccontare un aneddoto che è successo ieri con Giovanotti, c'è la presente di Giovanotti, no? Allora, io a casa mia ho uno Steinway, sembra difficile da credere, ma ho uno Steinway, dove su questo Steinway sono state composte le musiche del Padrino. Chi l'ha fatta le musiche del Padrino? Le musiche del Padrino, Nino Rota. Brava, che lui sa tutto di Morricone, ma di altro poco non sa poco niente. di altro. No, Nino sto Rota. pianoforte, perché ce l'hai a casa? Perché il nonno di mia moglie era proprietario dell'International Recording, sono state messe in sono state fatte là. Allora io parlando con Giovanotti al telefono faccio, ma sai che io ho il pianoforte con cui hanno proprio scritto le musiche e lui fa, ma davvero? Sì, ce l'hai? Io ho detto sì. Io faccio, te lo faccio sentire. E io ho preso il telefonino, l'ho messo vicino al pianoforte e ho fatto così. Non l'hai suonato? No, ci hai battuto sopra. È il primo al mondo che mi fa sentire un pianoforte, perché per me era un mobile, capito? Perché io non era una cosa che fa. Poi mi sono ricordato, vero, te lo potrei anche fare. Ho fatto din, e invece gli ho fatto sentire così proprio. Vabbè. Potenza di uno proprio ignorante in materia. Parliamo di calcio oggi? No. Meglio lasciar perdere che. Stendiamo? Sì, vista la squadra che tifo. Io ieri ho visto 5 ore di tennis. Sì, 5, sì. Federer, Nadal, uno spettacolo veramente molto più bello di quello del calcio, bellissimo. 5 ore, sai, io nel frattempo mangiavo, andavo in bagno, tornavo. Anch'io ho cambiato sport. Sono uscito a casa, sono andato a noleggiare un film, sono ritornato a casa e loro erano sempre ancora lì e non sudavano. Cioè Federer è un androide. Almeno Nadal un po' di fatica quando tirava faceva tutto il tempo le corde vocali, un goccio di sudore. Io ho cambiato sport anch'io. Federer era tranquillo, svizzero. Mentre giocava addirittura ha fatto un bancomat. Giocava così con la mano sinistra. Io mi sono dato all'ippica invece, tra l'altro vedi è uscita la notizia, appena noi parliamo escono le notizie, disegni, questo è per te perché è meravigliosa. Nadal campione di tennis, Pedrosa e ha vinto le moto, Alonso e ha vinto la Formula 1, grandi successi veramente ieri di tutti i campioni spagnoli. Zapatero dichiara: visto che i matrimoni tra gay funzionano. È meravigliosa questa. Musica, vai. Sigla. Abbiamo anche una sigla. Sigla storica, Ricorda questo. Sentite, è un classico questo, Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
Giovinazzi che salutiamo perché so che ogni tanto ci ascolta. Ho provato a invitarlo, ma ho detto no, me ne frega niente, io voglio stare a casa, Ho provato. Allora, vogliamo cominciare subito, caro? Chiamiamo il Quirinale. Chiamerei subito il Quirinale perché oggi c'è il giuramento del presidente napolitano di Napoli, tra l'altro è comunista perché lo diciamo sempre. Esatto, comunista. Berlusconi è disperato. Berlusconi ormai parla per metafore, ha detto che è accerchiato da grissino triste, mortadella seduta e poi Margherita felice esatto. E Vela coi baffi. C'è anche Vela coi baffi, gran capo Vela coi baffi. Gran capo Vela coi baffi è bellissimo. E Vela coi baffi. Allora, adesso ci colleghiamo con il Quirinale. Presidente Giorgio Napolitano, proviamo a fare il numero, Lolli, grazie. Sentiamo se il presidente c'è. Che è? Allora, sentiamo se squilla il telefono del Quirinale, ci risponde il centralino. Oggi c'è il giuramento del presidente. Pronto? Solo mio. Non so. Giorgio mio. Cantano, saranno felici. Pronto? Centralino del Quirinale, buongiorno. Giorgio sta curando i dettagli per l'insediamento di oggi, certo, sì. Si porta avanti con i lavori, sta facendo il presepe presidenziale. In questo preciso momento sta mettendo il muschio. Alla faccia dell'anticipo, scusi, il presepe lo fa adesso? Per farlo bene ci vuole cura e tempo, se no diventa un lavoro, giusto. Senta, possiamo disturbarlo? Sarebbe meglio di no, il muschio poi nell'attesa si secca e poi arrivo io e mo' proviamo, fumo, dai. Si può provare? Un attimo, lo chiamo. Vai, sentiamo. Giorgio! A casa siamo proprio, Giorgio! Voglio, vieni a casa! Voglio proprio, ormai siamo, Caro italiani e caro italiani. Sì. È quasi giunto il momento di diventare il vostro presidente. Contro Macista. Ecco, presidente, ci siamo, è arrivato il momento del giuramento, Giuramento è una parola grossa. Come grossa, scusi, lo deve fare, non è? Diciamo che do la mia parola. Come do la mia parola? Ho giurato una volta solo nella vita, quando è nato mio figlio. Vabbè. E ho giurato che non l'avrei mangiato. Già, lei è comunista, ha ragione. Beh, comunque ce l'ha fatta allora, insomma, no? Ce l'ha fatta a non mangiarlo? Sì. Però per non cadere in tentazione non l'ho visto fino ai 18 anni. Ecco, così è meglio. Senta, presidente, ma come festeggerà l'insediamento? Insediamento. La parola grossa. Perché parola grossa? È la sua parola, non è che ho detto. Donna Clio. Sì, sua moglie? Diciamo. Ecco, diciamo. La gente è ancora abituata a franga. Donna Clio ha preparato la pastiera per tutti. Poi a mezzanotte in punto faremo un po' di botti. Certo, giustamente. Abbiamo un esperto in famiglia, mio cugino Peppino detto 3 dita. Certo, perché le altre 2? Vabbè. Ha già preparato un nuovo fuoco artificiale battezzato per l'occasione. Come? O botto do corazziere. Certo, il botto del corazziere, giusto. Che è un'evoluzione della bomba Maradona. Che è il vecchio botto, certo. Alla musica invece ci pensa Zio Ciro. E chi è? Detto Panasonic. Certo che Che è il fornitore ufficiale di autorati della famiglia. Sì, stavolta andiamo in galera, guarda. Poi? Infine lo champagne, anzi il champagne, certo, che è maschile. Lo procura mio cugino di 3° grado, Salvatore detto O francese. Perché vive in Francia? No. Perché alla frontiera ferma i camion carichi e li invita cortesemente a consegnare qualche capo. Certo, guarda. Giustamente. Ora purtroppo vi devo lasciare perché devo mettere i centrini sulla tavola. I centrini? Devo spolverare la statua di San Gennaro e metterlo vestito buono della bella occasione. Quindi viva l'Italia,
Viva la Repubblica, che ricordo. Sì. L'Italia è una repubblica fondata sulle ferie. Ah, sulle ferie, ho capito, va bene. Ok, va bene, Presidente. Arrivederci. E viva Limoncello. Viva il Limoncello sempre, grazie al Presidente Giorgio Napolitano che oggi giurerà alle 17. Eccola. Bene. Allora, visto che prima che arrivi il maestro Morricone tentiamo di mettere la musica più scrausa che abbiamo subito. Ce la leviamo. E ne abbiamo così. una che noi la chiamiamo, questo disco lo chiamiamo Multipla, perché è come la Multipla, la macchina della Fiat, è talmente brutta che è bella. Che piace, che piace. Noi abbiamo questa canzone che veramente sta prendendo piede, sì. Pensate, di un duo che veramente il mondo intero ci invidia. Certo. Sandy Martin e Albano. Che è come dire, non so, non c'è un connubio così al mondo, solo non c'è, perché uno parla mezzo slavo ed è alto 2 metri, spagnolo, l'altro parla pugliese ed è un po' italiano, 60, esatto. E questa canzone bellissima che si intitola, com'era? Che si Camminando por la calle, che significa camminando por la strada. Io te vi, io ti vedo. Sì. E da insomma porre l'attenzione il gorgheggio di Albano al centro della canzone, meraviglioso. Secondo me il maestro Morricone qui fa retromarcia e torna a casa e non se ne torna va. più. No, se ne va, arriva, se ne andrà per forza. Senti, prego. Però è bella, a noi ci piace. Sì, io la metterei al Festival Bar, ti giuro. Caminando por la calle io te vi. Camminando por la calle io te vi. Poi ci metto il mio tamburello io, Camminando me innamoré. Antonello, metti un po' di chitarra sotto, dai. De ti. Non la sento per favore. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Caminando me innamoré. Senti come tengo il tempo, bravo. Bisogna vedere il tendine se ti tiene, però. Caminando me Ci siamo, sta per arrivare Albano. Eccolo Albano. Alzami il volume, ti prego. Adesso mi pestano il piede. No. No. Io te vi. Sapete che c'è gente che ci ha richiesto sta canzone che la vuole, proprio. Esce fra 20 giorni, mi hanno detto. Camminando me innamoré. Che dici, può bastare? Grazie a Sandy Martin e Albano che ci hanno regalato questo capolavoro che sentiremo secondo me per tutta l'estate. Ricordandovi e di ringraziamo tutte le persone che sabato domenica era sabato abbiamo fatto. Sabato eravamo lì a firmare autografi, foto, di tutto, abbiamo fatto di tutto al centro Saturn di Campo Leonardo. È stato un momento di Parco Leonardo, è stato un momento molto bello di incontro tra me e Baldini e Cremonesi. Cremonesi. Tra l'altro c'era gente che a Cremonesi gli tirava i nocciolini. Non capiamo perché. Non riesco a capire perché. Che lo vedevano da dietro girato, dicevano guarda, si sono portati a scimmiette. Invece era lui, si girava, era lui. E perché c'hai i capelli talmente lunghi che da dietro sembri veramente un gibbone qualsiasi. Però è bravo. È bravissimo. Allora, è bravo, talmente bravo. Allora, intanto mi dicono che Ennio Morricone sta per arrivare, mancherà una manciata di minuti e finalmente potremo veramente diventare anche un po' più seri. Certo, ci mancherebbe. Ci faremo raccontare qualsiasi cosa. Curiosità, che ne so, di questo mondo del cinema, anche perché infatti, soprattutto del cinema, delle colonne sonore proprio che fanno parte della nostra vita. E tu qual è un'altra che ti piace di Ennio Morricone? Ma guarda, io sono abbastanza trasversale, a me piacciono quelle, non sono molto famose, a me piace molto la colonna sonora del Mostro, film con Johnny Dorelli,
che era bellissima, si chiamava, aspetta, Triste Samba se non sbaglio. Poi aspetta, The Untouchable, la conoscono The Untouchable, dove c'era For a Friend, che è bellissima, però numero 1 è laureato in morriconologia, Gabriel Oboe, per me, che è da Mission proprio in assoluto. Quando arriverà Morricone gli dici tutte queste cose, bene, perché bravo. Così mi tira fuori il cartellino rosso, mi manda a casa, perché magari anzi non è... penso che gli farà piacere avere un fan come te che scommetteva sul suo pezzi. Scommettere mai, secondo me mai. Secondo me tu sei no. scommettevi sui suoi pezzi. A me ad esempio mi piaceva Giù la testa. Ah sì, Shon. Perché io provavo sempre a fare e ora mi ricordo, faccio una gaffa, non mi ricordo il nome della cantante che faceva. Allora, Dell'Orso si chiama, Edda Dell'Orso. Incredibile! Papaldini, mi stai stupendo! So tutto. Sei stupendo! Grazie. Tu mi stai stupendo perché sei stupendo. Vai, ce la puoi fare. Su. E ora questa è la tonalità Cremonesi? Ci provo, aspetta, dai. Sentiamo. Fammi quella richiesta. Più alta. Ci provo, Vai. Dimmi il nome della nota perché sennò io non so. Sì. Un? Sì. Fammi un no. Un forse? No. Parla della tua, vai. Ci siamo quasi. Qui c'è un po' di raspino. Però dai, ci siamo quasi. Shon, guarda lui. Shon. Per brindare a un incontro. Questo è tuo. Hai rovinato tutto. Lo so. Hai rovinato la poesia. Io ho fatto un falsetto che per farlo bravo. non sai cosa ho dovuto stringere. Eddo Dell'Orso. La salutiamo, Edda Dell'Orso, certo. Grazie. Allora abbiamo un piccolo collegamento e dopodiché avremo che bello, ci colleghiamo con Cuba, Gianni Minà. Cuba con Gianni Minà, che chissà chi ci avrà Gianni Minà oggi, veramente. Gianni Minà, sai che può diventare uno nella squadra di governo, sai? Sì, certo, un sottosegretario agli esteri addirittura, sì, gira, furta andrà in giro mette insieme personaggi improponibili li metterà insieme. Poi ci sarà Mastella alla difesa, certo. Come vedi? Ti senti sicuro? Ma se ci fosse una rissa, ci fosse Mastella, te faresti difendere? No, ecco. No, anche perché Mastella secondo me veramente, con tutto il rispetto, sì, certo, bel uomo, ma difesa Di Pietro, difesa, ma Mastella, siamo attaccati, che facciamo? Alleamoci col nemico. Capito? Non è il caso. No, ma sono battute da Guitto, da teatro, la roba. Lo dico in teatro così, quando vado a fare teatro. Allora chiamiamo Cuba, Lolli, sentiamo se c'è Gianni Minà. Ecco, sento già l'eco. Lo sento già, penso. Pronto? Allora passatemi un'altra lettera, scusate, passatemi la lettera A. Forza, okay. Attaccatela sulla bottiglia, bravi, così. Fanno? Mi raccomando. E queste, porta le bottiglie al bar, forza. Sì, signor Minà, che sta facendo? Stiamo taroccando le bottiglie della Maraverna prese da un carico che Fidel sì. La zanzata, ok, ma come starebbe a dire state taroccando delle bottiglie della Maraverna, scusi? Basta attaccare la lettera A sopra l'etichetta da Maraverna, diventa Maravana. Non potete capire come piace ai clienti. Una cosa strepitosa. Il problema è quando i clienti ci chiedono in quale zona di Cuba si trovi Caltanissetta. Certo, e voi cosa rispondete, scusi? Fidel, per non fare casini è stato costretto a cambiare nome a una località cubana. Da oggi ci sarà Caltanissetta de Varadero. Scusi, ma siete matti? Ma chi vengono in mente certe idee? Lo vuole proprio sapere? Sì. Siamo sempre noi, pochi eroi. Siamo io, Fidel e Paco Pegni. Come, così pochi? In 3? All'inizio sì, poi sono arrivati gli altri. Ecco. È arrivato Ivan Pedrosa, certo. Sotomayor, Cubilai, Turchilmaz, Ivan Basso, Eleonor Casalegno, Paolo Savoldelli, Cinesigno, Jacqueline Bissetti, Cinesigno me lo ricordo, Luther Blissett, Paul Cagliard, Liv Ulliman, l'ex attaccante bulgaro Costadino, Luigi Maria Burruano, i Beach Boys, Amedeo D'Aosta e Gunter Netzer. Senta, Minà, qual è l'ultima trovata per i clienti del vostro villaggio?
Beh, per questa sera abbiamo organizzato il puzzle. Ah, il puzzle, quello con le tesserine che si incastrano con quei pezzettini di cartone. Non proprio, questa è la versione cubana. E come funziona la versione cubana, scusi? Si prende un dissidente e lo si fa ubriacare come una cucuzza. Vabbè, fin qui, ok. Poi gli si mette una maglietta con su scritto Fidele Ricchione. Poi, scusi. E lo si abbandona nella sede della polizia politica cubana, sezione interrogatori. Cosa c'entra il puzzle, scusa? Provi lei a rimettere a posto le ossa dello sventurato dopo 6 ore di interrogatori. Certo, giustamente. Senta, vorrei sapere chi viene in mente di passare le vacanze al vostro villaggio. Guardi, ci vengono un sacco di VIP. Ho proprio qui davanti a me delle foto di corpo. Vediamole insieme. Ecco, guardate. Tullio d'Episcopo, questa foto è storica, sì. Mentre suona la tammuriata nera sulla calotta cranica di Sandro Curzi. Poi c'è una foto di Fidel ubriaco perso, sì. Mentre con una cesoia in mano insegue i gatti di Vicolo Miracoli per castrarli. Non vi dico cosa successe quando li raggiunsi. Sì, poi? Un attimo, scusate. Chi è questa tutta nuda? Chi è? Chi è? Sgallettata, chi è? Ah, sì. Paco Pegna, ti ho detto 1000 volte di non mettere le foto di tua moglie in mezzo alle mie. Certo, vabbè. Questa è una foto d'epoca, una foto bellissima, guardate, una foto aerea, tra l'altro scattata dall'alto, sì? Di Telly Savalas e Yul Brynner, con 2 capezzoli finti in testa. Visti dall'alto sembrano 2 tette che camminano. Certo, visti dall'alto. Giustamente, uno li vede dall'alto. Andrea Sanna mentre litiga con Henry Kissinger durante una partita di 1, 2, 3 stelle. Ma chi è sto Andrea Sanna? È il garzone del salumiere di mare Pippo Sant'Anastasio. Ecco, grazie. Adesso vi saluto, sì. Viva Cuba, viva il Pampiero. Grazie. Adesso la radio promozione. Torniamo fra qualche istante. Allora abbiamo la radio promozione, dopodiché ladies and gentlemen, signore e signori, con noi sarà Ennio Morricone. Scusa un attimo, la radiopromozione è quella che fai tu? Purtroppo. Quella che reciti tu? Sì, che dici venite sulle navi. Che leggo. Oggi è Iomo. Immaginati di essere un pomodoro. Così dice? Allora signori, seguite la radiopromozione perché veramente fa venire la pelle d'oca. Non le scrivo io. Vai. Immaginate di essere un pomodoro. Vi sentite belli, sani, rotondi e rossi come la passione, ma i bambini vi rifiutano, gli adulti vi snobbano, per voi c'è solo un ruolo di contorno. All'improvviso arriva lei, una splendida fragola che vi chiede di tuffarvi con lei in un mare di yogurt fatto solo con latte italiano. Così sono nati i nuovi yogurt magri Iomo frutta e verdura. Fragola e pomodoro è uno dei tanti nuovi abbinamenti, provateli tutti. Nuovi Iomo frutta e verdura, con Iomo c'è del buono ogni giorno. Bene. Bravo Marco Grazie. Baldini, bravissimo. Grazie. Signori, vedo che la porta si apre, sta per arrivare, ecco è arrivato, lo vedo, il maestro Ennio Morricone. Buongiorno maestro, la chiamo professore, maestro o semplicemente Ennio? Allora, il maestro Morricone ha detto diamoci del tu, vale anche per Baldini? Non potrei mai, sì, assolutamente. Sì. Per Baldini e vale anche per Monkey Town lì dietro. Sai che abbiamo un maestro anche noi qua, maestro Cremonesi. Quello che ha scritto per il Paralimpiadi quel pezzo, quei pezzi anzi. E quel lui? Sì, è lui. Beh, insomma, vabbè, pure lui. Vabbè, forse no, meglio lei con lui. Non ci credo! Ecco, è diventato viola di 1000 colori. È uno scherzo, Cremonesi, uno scherzo. Voi. Con Ennio ci siamo sentiti e ho detto ti prego, di che erano brutti quei pezzi, che lui così muore. E invece no, invece sono belli, bravo Cremonesi. È vero. Sono bei pezzi. Sa che Cremonesi per te, Ennio, per te ha un'ammirazione veramente più totale. Ora uno a Ennio Morricone che gli chiede? Che cosa gli vuoi chiedere? Cosa gli vuoi chiedere? Io sempre una cosa ce l'ho, sai quelle cose leggo perché ogni grosso personaggio, perché guarda, anch'io nel mio piccolo e Baldini nel suo piccolo c'ha la sua storia. La storia di Ennio Morricone è infinita praticamente, ma c'è una cosa che mi ha colpito. Nel 1958 dice viene assunto dalla RAI come assistente musicale, ma si licenzia il primo giorno di lavoro. È successo? La RAI, porca miseria, come Gianno Morricone. Ma ti sei licenziato da solo? Da solo. Certo. E come mai? Sono andato dal maestro che era allora
adesso non ricordo il nome, un maestro che già conoscevo, che era il presidente e il capo di Via Tevolada, e lui mi disse che non potevo fare carriera non potevo essere eseguito alla RAI, perché i compositori che non possono essere eseguiti alla RAI, i compositori interni, perché c'era una circolare di Guala, un precedente amministratore delegato, che diceva che questo non poteva essere. Allora ho detto, siccome io ho studiato per fare il compositore, prendo e me ne vado, che devo fare? E lui mi disse, è il maestro Pizzini, ecco il nome. Pizzini, Carlo Alberto Pizzini, bravo compositore, famosissimo oggi. E mi disse, lei fa male andarsene, perché lei rifiuta un pezzo di pane tutta la vita. E io ho detto, rifiuto il pezzo di pane tutta la vita. Poi si è preso pure il companati. Sì. E succede sempre così nella vita, incredibile. Io veramente, noi abbiamo detto che non vorremmo farti quella domanda che sicuramente molti ti faranno: qual è la sua più bella? Perché io penso che per un compositore sono tutte belle, poi ognuno è il pubblico che sceglie, no? Dice, a me piace questa, a me piace quella, perché ne ha fatte talmente tante. Leggevo da qualche parte 450 film sono tanti. Sì, però in più di 40 anni. Più di 40 anni. Se pensate a Bach, quanto ha scritto quando è vissuto, e soprattutto a Mozart in 34 anni. Questo che ho scritto, io dico sempre che sono disoccupato rispetto a loro. Addirittura sì, disoccupato. È disoccupato. Devo dire che Ennio Morricone è conosciuto in tutto il mondo, veramente. Quando tu vai all'estero, io quando vado all'estero Ennio Morricone, Roberto Benigni, dico sempre Morricone, Benigni. E io posso dire la mia preferita, perché io vorrei, se non so se tu ce l'hai, e non so neanche se c'è nel disco qui, vediamo. Scusa, fatemi vedere che purtroppo non leggo più. Dai, dimmi, ti dico film anno. Aspetta. Guarda, c'è la tua preferita qua, Cioè? C'è Mission, la numero. Certo. Vogliamo sentirla a 17? Ma è Gabriel Oboe? Cioè... Come in cielo così in terra, forse. Sì, è scritto in inglese. Sì. Ah sì? È scritto in inglese, quindi per questo non la vedo. Ecco. Era per quello che non. Che numero è questo? Che numero è? Io la 4, a me piace Once Upon, ecco, vedi? C'è una volta. Io cercavo Once Upon, pensavo, capito, Once Upon, un sapone per me, certo, come traduzione. Invece Once Upon a Time in America. Ma c'era quando una volta in America. Si ricorda, c'è qualche aneddoto su questa, sulla stesura di questa? Ma c'era uno sul leone, visto che mi chiedi ce n'è uno sul leone, che lui stava missando di notte alle 3, alle 4 e loro a un certo punto avevano deciso di andare a prendere un cappuccino al bar che apriva proprio per loro, e a un certo punto mi lasciarono lì che io dormivo, e dalla control room mi dissero, una voce mi arriva: hai scritto delle brutte roba, che hai fatto, vergognati. Sì, come si insogna. A me sembrò che fosse un sogno tutto questo di cui mi accusava Leone, che forse mi convinsi in quel momento che avevo scritto delle brutte cose, e poi se ne andarono. Poi qualcuno mi svegliò. Ma era un sogno allora, veramente? No, non era un sogno. Aveva fatto mettere un microfono in collegamento con la sala. Mentre Morricone dormiva e sentiva: hai fatto delle brutte musiche, che mai fatto? Sai, se uno è in dormiveglia. E quella brutta musica, cari amici radioascoltatori, era questa.
Robert De Niro, James Wood, Jennifer Connelly, James Russo. Ennio, cosa si prova a riascoltare una cosa che uno ha scritto? Quando la risente dopo un po' di tempo, insomma, cosa sente? I ricordi del travaglio. Di quando proprio... E questo è stato lungo? Beh, abbastanza. Gli ultimi film di Leone sono stati abbastanza pesanti. Il primo è stato più semplice, ma gli ultimi sono a poco. Lui è cresciuto, io dovevo crescere con lui e quindi è stato un pochino più difficile. Però il risultato è veramente meraviglioso. Ma come funziona? Io faccio una domanda proprio da profano, no? Certo. Quando ad esempio il regista arriva da Ennio Morricone e dice: Ennio, io ho sto film e devo fargli la musica, che succede? Ti danno il film così uno se lo vede, senza musica a casa o il copione, che succede? No, ci sono vari metodi, che non sono poi metodi. Qualche volta il regista mi racconta la storia, Leone mi raccontava la storia e poi mi raccontava le inquadrature, oppure qualche altro mi dà il riassunto della storia, qualcuno mi dà la sceneggiatura, qualcuno mi fa vedere i giornalieri e qualcuno mi fa vedere il film montato provvisoriamente. Senza musica. Quindi le idee vengono così, in quella maniera, poi mi propongo di riflettere, gli racconto il risultato delle riflessioni, lui dice d'accordo o no. In genere Leone era d'accordo abbastanza. Era d'accordo, perché ci sono anche dei registi che dicono no, non mi piace. No, si discute, è giusto anche discutere. Hai capito? Scusi, i primi Dario Argento anche. Come si fa? Chi ha fatto? I primi Dario Argento? Sì, anche Dario Argento? Sì. Con Dario Argento, certo. sì. Ed era innovativo per quel periodo lì, quel genere di musica, perché insomma non... Beh, era abbastanza innovativo. Era la prima volta che nel cinema si faceva musica informale, gestuale, col post weberniano. Con la scrittura weberniana. Scusa, la mia ignorantissima, cioè sul weberniano io mi sono perso subito. Con le strutture per ogni elemento, che ci si dava l'attacco quando serviva per il film e per la scena. Cioè quando cambiava la scena, il famoso film, capito? Esatto, sì. E se andassimo allora ancora indietro col pianoforte quando si musicavano i film, certo, quello guardava pianoforte era perché... Hai qualche domanda da fare a Ennio Morricone? Vorrei 1 miliardo. Prendene una. Un miliardo. Va bene, devi fare uno sforzo. 1 miliardo. Ma spesso e volentieri è vero che è il film che segue la musica. Le immagini seguono la musica. È successo che il regista ha seguito la sua musica invece che la musica segue il film. Cioè se hanno condizionato, cioè la musica ha condizionato in qualche modo il film. Beh, quando ho registrato prima, e questo è capitato con Leone e con qualche altro regista. Sì, ho scritto prima la musica, ho registrato la musica e qualche volta hanno montato. Anzi, hanno girato anche con la musica. Posso dire una cosa? Altoparlanti. Sì. Posso dire una cosa? Ha fatto una bella domanda. Bravo, Cremo. Hai fatto una bella domanda, bravo. Ha fatto una bella, ti fa pure l'applauso, veramente. Allora, a sto punto, scusa, vorrei sentire io Cremonesi con la sua band di 4 elementi. Sì. 4 elementi. Cioè, 3 e mezzo, dai, perché compre. Sì, siete riusciti a preparare? Guarda, non vedevano l'ora. Cosa avete? Metti una sera a cena. Bella. Metti una sera. Bella, ha detto bella. Quando l'ha composta questa? Non ho detto bella, ho detto meno male. Male. Allora, sentiamo un po'. Metti una sera a cena nell'esecuzione del maestro Fiorello e i suoi petali. Cremonesi e Fiorello e i suoi petali. Allora, siete pronti? Sì. Ovviamente diciamo che lo stanno facendo con una batteria, una chitarra, un basso e un pianoforte. Vai. Non c'è altro. Metti una sera a cena di Ennio Morricone. Vai. 1, 2, 1, 2, 3.
si è fatto aiutare anche dal guardiano del faro, a un certo punto Federico Monti Arduini, che gli ha fatto questa. Bravo, sei emozionato? Sì, molto. Si è emozionato, lo vedo, non ti ho mai visto così. Compito, mai visto preciso. Così. Veramente, guarda, qui è uscita una notizia, i due cowboy vediamo gay ascoltano Cremonesi e lo assoldano per la colonna sonora del loro prossimo film. Non è che sono io che lo dico, Chi l'ha detto? Adesso ci interrompiamo un attimo perché abbiamo un collegamento un po' strano, perché hai mai sentito il programma nostro, Ennio? Ti è mai capitato a quest'ora magari? Noi sai che un po' adesso abbiamo una, non me lo dite, una rubrica che è strana, che si riferisce al perché della vita, cioè sai perché succedono alcune cose, e soprattutto è lui che non sa mai. No, niente, io non so niente. Quindi sta per arrivare all'improvviso. Eccolo. Ciao Marco. Ciao uomo. Buongiorno maestro Ennio Morricone, come sta? Bene. Lei sa perché? Di cosa? In generale? No, non sappiamo noi perché pendiamo dalle tue labbra. Allora, senti, un piccolo perché. Vedo la signora Morricone che se la ride lì da sola, Allora, senta Baldini, è arrivato anche il direttore di Rai 2, Sergio Valzania, ha detto il comunista cattolico. Va bene. Allora, o il cattolico comunista, che è la stessa più cattolico che comunista. Ogni volta mi tira per la giacca quando sto per dire cose che non adesso dopo ne dirò una che ho letto sui giornali, meravigliosa. Senti, sai perché Moggi quando giocava a calcio da piccolo al posto del pallone portava l'arbitro? No, non la so io, purtroppo non la so. Lo so. Vabbè. Non la so io, purtroppo. Senti, volevo dire, sai perché Arlecchino ha il conto arancio, paga in nero e sempre al verde, ha il conto in rosso e fa gli assegni in bianco? No. Beh, questo ha fatto molto ridere. Non me l'aspettavo. Ma non lo so io, purtroppo non lo so. Senti. Vai uomo di sai perché. Sai perché Moggi da piccolo quando scambiava le figurine non diceva ce l'ho manca, diceva solo ce l'ho. Immagino, ma non la so anche. Non lo sapevi? No, dovresti saperlo. Uomo di sai perché, no? Certo. Marco! Senti, volevo chiederti una cosa anche al maestro Ennio Morricone. Volevo chiedere anche a Stefano Disegni, qui che se la ride, sentire ridere lui fa veramente piacere. Certo. Senti, lo sai perché? Sai perché Lelo Arena e Lucia Annunziata non riescono mai a fare un discorso a quattro occhi? È vero. Mi piaceva anche quell'altra che non è scritta, però mi fa ridere tanto. Quella della prima. Sì, perché sai perché Lucia Annunziata quando guarda una partita di tennis non muove la testa? Esatto. Vabbè, bene. Ci si diverte con poco. Vabbè. Grazie uomo di sai perché. Grazie all'uomo di sai perché. Torniamo alla musica e torniamo a Ennio Morricone un attimo. C'è una cosa, non vedevo l'ora perché io sono pronto. Vediamo. Perché Ennio Morricone non ha solo scritto colonne sonore di film, ma ha scritto anche canzoni, vero? Alcune canzoni diciamo pop, possiamo dire pop popolare. E ce n'è una famosissima che addirittura pochi sanno che è stata scritta da lui. Allora, la canzone di cui sto parlando è Se telefonando. Puoi chiedere quella cosa se è vera o meno? L'ho già chiesta, non è meglio che non ne parliamo. Bissiamo, perché era una mia curiosità. Era la tua curiosità. Questa canzone bellissima che ha portato al successo Mina, Mina, e il testo è stato scritto da Maurizio Costanzo, padre. Il testo è stato scritto da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara. E la musica ma vi siete incontrati con Costanzo ai tempi? Certamente, lui era quello che curava la trasmissione televisiva. Che trasmissione era? Era trasmissione Bontalloro? Altissima pressione, mi pare. Già a quell'epoca era già altissima pressione. Però scrivevano insieme i testi Costanzo e De Chiara.
Beh, è strana questa canzone perché è fatta in un modo, cioè, che dà sempre, va a salire di tono, no? Io adesso non me ne intendo. Sì. Sempre Cremonesi, fai sentire un attimo com'è. Io adesso vorrei provare a cantarla, posso, maestro Morricone? Provaci. Sì, ma la faccio in tonalità mia, così come mi viene. Signore, questo è uno dei grandissimi successi della musica italiana, musica leggera italiana, firmata da Ennio Morricone. Il tetto, che la S non si dice, Maurizio Cottancio, che salutiamo. Salutiamolo. E sentite che cos'è. Costanzo, se telefonando come lo dice? Telefonando. Infatti il testo è stato corretto poi, no? Perché lui aveva scritto te telefonando, lo stupore della notte, poi dico palancata, ci hanno messo S davanti. Esatto. Sentiamola. La faccio in siciliano? Ok. No, la faccio seria, dai. È bello perché io continuo a parlare, sì, Cremonesi rimane sempre sulla nota. Ha già fatto l'LP Cremonesi. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato e già finito. No, perché amici della radio che guardate la radio, voi non potete vedere, ma quando canto da seduto tutto lo sforzo mi viene alla gola e c'è una specie di vena che non so che vena è questa, come si chiamerà, traforo del Fregius, sì, qualcosa del genere. Esce una vena V sulla gola che è tremenda. Io non so se è un bene o un male, che se mi si blocca questo un lì giorno il vampiro ci va con la cannuccia proprio direttamente, cioè, non ha bisogno di mordere. Ma sarà scemo Morricone, so. devo dire, guarda. Io veramente adesso poi magari dopo sentiremo di questo CD nuovo, ecco, parliamo invece di questo CD nuovo che si chiama Here's to You. Io che capisco bene l'inglese significa per voi. To you. Per voi, per il pubblico che ha amato e ama Ennio Morricone, cioè non può non tenere uno in macchina una cosa del genere, un capolavoro del genere. Ci sono pezzi, sono scritti in inglese, c'è Deborah's Theme. Sì. Beh, sai qual è? Da che film? C'è una volta in America. Ah, c'è una volta in America. Ecco. Esatto. Sì, poi c'è giusto. The Legend. Questo è 1900, è il pianista. La leggenda del pianista sull'oceano. Di Tornatore, bellissimo, bellissimo. Lui che suonava col pianoforte che ondeggiava, è una meraviglia. Sai qualcosa, Cremonesi? No, non te lo dicono, lui a stento ha visto l'idroscalo, quindi è una cosa. A Viserbella. Poi c'è The Good, The Bad and Ugly. Questo era il brutto e cattivo, bellissimo. Once Upon a Time in the West, A Fistful All Day. Quindi esce in tutto il mondo questo. Sì, perché questo è scritto in inglese. Però c'è una caratteristica che bisogna dire. Diciamola. Che da una parte è un compact disc, dall'altra è un DVD. Ma dai. È un disc, sì. Pensate. È quello che ho in mano io, ce l'ho io questo? Sì, che bello, c'ho già il DVD. E il DVD si vede la cosa che dirige. Che maestro che dirige, che non è una cosa facile. Certo.
tranne quando vai ai suoi concerti, insomma, che sono veramente da vedere, emozionanti. Quindi vi invito a non acquistare il CD di Viva Radio 2 stavolta. Proprio, vedi che promozione a ritroso, non lo prendete, anche perché sennò io devo fare il giro in mutande. No, andate lì, invece prendete questo ve lo tenete a casa, ed è un CD buono sempre, cioè non è che poi passa di moda oppure sai è vecchio, no, quello te lo puoi sentire in ogni momento della tua vita, hai capito Cremonesi? Sì. Siete contenti di questo? Maestro, guardi, grazie, questo me lo tengo qui, ovviamente me lo deve autografare. Ce n'è un altro? No, mi spiace, ce n'è uno solo. No, solo l'autografo. Ce n'è uno solo. Adesso ci collegheremo, abbiamo un collegamento? Che? Ci abbiamo pure una pubblicità. Ha fatto mai musiche per pubblicità? Sì, parecchie. Ma dai! Vedi quante cose una si può dire una di tanto tempo fa, tipo. A parte quello della carne Simmental, dove c'era il coro dei bambini, delle donne, degli uomini e tutti insieme e vendettero tanta carne in più. Dobbiamo mandare pure la carne a casa. Andiamo in omaggio per premio. La mandavano a casa. Io non me la ricordo ma quanto tempo? Tantissimo tempo fa. Parecchio tempo fa. E un'altra, vediamo. L'altra più recente è per Sky, per la pubblicità di Sky. Sì? Una delle. Vabbè, a Sky ce ne sono tante. Con la regia di Tornatore era questa. Vedete che con Tornatore allora ci avete un buon feeling, Abbastanza. Avete fatto Malena? Abbiamo fatto da Cinema Paradiso fino all'ultimo che ha fatto, che è Malena. Tutti, quindi. Adesso stiamo lavorando alla Sconosciuta. Un film che si chiama La Sconosciuta? Sì. Sai che Malena c'era, chi c'era? Monica Bellucci. Sì. Dopo ci mettiamo in contatto con lei. Scusi, Ennio, scusa Ennio, perché noi siamo in collegamento con Monica Bellucci. Con Parigi? Sì. Lei sta un attimo che la chiamiamo a sentire. Un attimo, prima della pubblicità. Bellucci? Monica? Ui. Eccola. Come stai, Monica? Bene, buongiorno. Buongiorno. Come state? Noi stiamo bene, c'è il maestro Morricone. Morricone, sì, lo conosco. Morricone. Come no? Senti, lo sai che ha musicato il film dove c'eri tu? Sì, Malena. Ha musicato anche un mio calendario. Ah sì? Ogni mese una musica diversa. Ma pensa. Suono diverso. Non ci risulta a noi una cosa morti, del genere. Allora non avete comprato il calendario. Senti, ma a proposito di film, hai un progetti? Vogliamo sapere noi i tuoi progetti. Sì, sono in trattative per un film in costume, ma prima di accettare devo porre delle condizioni. Tipo? Che condizioni? Il costume venga tolto dopo 5 minuti. Certo. Senti, ti abbiamo visto a Domenica In, ieri c'era anche Sermonti là, no? Sì, certo, quello di Un medico in famiglia. Sì. Ah, vedi, segui la TV italiana allora. Esatto, ho visto tutte le puntate di Un medico in famiglia, con tutti quei medici bravi, efficienti, che si muovono in una ASL italiana perfettamente funzionante. Complimenti agli sceneggiatori, davvero. Hanno creato la più bella serie di fantascienza degli ultimi anni. Senti, posso farti una domanda? Ui. Come? Oui, sì, lei ormai è francese. Senta, ma per forza lei quando parla c'ha questo che sembra veramente, sembra tutta una cosa. Senta, ma Pippo Baudo, lo conosceva già? Ma certo, Baudo è la storia della TV. Lui è talmente avanti che quando facevano le prime trasmissioni sperimentali, lui faceva programmi già vecchi. Certo. Senti, farai un altro calendario? No, non farà no, più. perché è troppo inflazionato. Certo. Sai che lo devono fare addirittura il protagonista del Grande Fratello? Loro? Sì, questa è Simona, lei, la Laura. Sì. Poi però ho saputo che non se ne è fatto più niente. Sinceramente noi non. No, e perché non l'hanno più fatto? Scusami. Mi sono informata veramente perché era una cosa che mi incuriosiva. Pare sia stato un problema tecnico, perché mentre facevano le foto il fotografo si è fermato 2 minuti a cambiare il rullino e quando ha finito nel frattempo quelle sono tornate le sconosciute che erano. Scusate, sì, chi è? Ho un avviso di chiamata, la mia mamma. E noi che facciamo nel frattempo? Ecco, attendete un attimo. Attendiamo in linea, ok, sono subito da voi, grazie. Sì, prego. Pronto, ma? Ma come stai? Lasciami perdere, ma c'ho certi guai con mio marito. Lo so che mi dicevi di non sposarlo. Sono un po' di giorni che in macchina gli trovo mutandine che non sono le mie, reggiseno che non è il mio, a casa scarpe che non sono le mie. Ho capito, sì, ma altro che ingenua. A quello gli piace vestirsi da donna. Sì, certo. Ma sì. Vabbè. te devo salutare perché
sto a parlare con quei due della radio, ti ripiglia dopo? Sì. Fiorello, Caldini? Ma ecco. sento dei rumori. No. Spaccano tutto, cos'è sto? Je suis Vincent, aidez-moi, Il marito questo è. Vincent Cassel. Moi, agis de tête à bois, c'est ta gueule, agis de lava, mon Scusa, tuo marito Vincent Cassel che stava facendo, Monica? Sta girando lo zucchero nel caffè. Ah, grazie. Buongiorno, grazie a Monica Bellucci. Eccola. E adesso la pubblicità, vai. Pubblicità. Torniamo tra poco. Avete dei Il Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport presentano in 4 volumi la grande storia dei mondiali di calcio. La prima e unica raccolta di cronaca sportiva. In edicola contenitore, primo volume e DVD a soli €9,90 in più. Che cos'è la sete? Beh, vabbè, d'estate c'è, è facile. Ma d'inverno pure, gli ambienti cardi, la arsura, la frittata con le cipolle, il Natale, l'agnella, la tombola, la pizza napoletana con le acciughe salate. Pensate, uno se fa venire sete e poi pensa, c'ho sete. E lì a che pensa? A un'acqua che deve essere gustosa, fresca, stuzzicante, eccezionale. Ma come uno si è fatto venire sete e beve un'acqua minerale normale? No! Cioè, se fa venire sete per bere Brio Blu, che poi mi dicono che è rocchetta. Io, per esempio, sto a parlare da molto, mi è venuta sete, ma la so fatta venire, appunto. Comunque adesso io bevo e voi no. Brio Blu, mi piaci tu. Tu sei? Alex. Life is? Ovvio, quando suono con il mio gruppo. Ah, allora la tua vita va a tempo di musica? Sì, la mia preferita. Fantastico. Lo sai che da oggi puoi scegliere tra tantissime canzoni per personalizzare la suoneria del tuo cellulare? Allora tra tutte troverò anche la suoneria del pezzo scritto da me. Beh, prova. Scarica sul tuo cellulare le suonerie Real Music e polifoniche di Vodafone Live. Trovi una selezione vastissima delle migliori canzoni tra cui scegliere la tua suoneria. C'è anche Dani California dei Red Hot Chili Peppers e Il bambino nel tempo di Eros Ramazzotti. Per info e costi Vodafone.it. Life is now. Vodafone. Vi ricordate di me? Sono il caldo affoso, appiccicoso. Quest'estate mi vogliono mandare in pensione. Tutta colpa del grande pinguino De Longhi e di chi ha più di 65 anni. Operazione Estate d'Argento. Se avete più di 65 anni, De Longhi vi offre il mitico climatizzatore portatile Pinguino NF65 con €150 di sconto sul prezzo di listino. Mandate il caldo in pensione. De Longhi, Living Innovation. Promozione valida fino al 30 settembre fino ad esaurimento scorte. Regolamento nei punti vendita. Il primo amore non si scorda mai. Nostalgica? No, fedelissima. Ho scelto il CAF Acli e non lo abbandono più. La qualità dei servizi, la disponibilità degli operatori e quegli uffici belli, luminosi, vicino casa. Se non è amore, poco ci manca. CAF Acli, teniamo a voi. Viva Radio 2. Ci siamo in diretta da Via Asiago, Roma, Viva Radio 2. Oggi con il maestro Ennio Morricone. Scusate, ma parlavo con Stefano Disegni e ho detto, ma scusi, ma l'Annunziata ha detto che guarda la partita di tennis con la testa, si può visualizzare con un disegno? Sì, tranquillamente si può visualizzare. Basta fare musicare no, forse, musicare verrebbe... esatto, non si potrebbe musicare. Devo dire che c'è stato l'incontro tra il maestro Cremonesi e anzi tra l'alunno Cremonesi, sì, diciamo, e il maestro Morricone. Il bidello e il maestro. Stavo dicendo io. C'è stato l'incontro, si sono dati la mano e addirittura Cremonesi ha dato la sua opera. La sua? Sì, quella delle musiche delle Paralimpiadi. Sì. Oh ragazzi, non scherziamo, no, guarda lo so. Cremonesi scrive, certo. Sa fare la croma, biscroma, parla anche, mangia, la multipla, la croma, sì. La croma, sa fare il do, re, mi, la crema anche. La crema. Certo, Cremonesi, certo. Cremonesi, no, ma scrive, è bravo. Voi lo senta Cremonesi, scusi, l'ho chiamato Cremonesi. Fermati. Che offesa. No, Ennio, veramente sentilo. Ascolto, solo per un parere, poi lo chiamiamo e gli diciamo la verità. Cambia mestiere, esatto. Fai il carrozziere, oppure no. Allora attenzione, perché adesso sono delle notizie. Sì. Romano Prodi annuncia la presenza nel governo, attenzione, di Rosy Bindi e Livia Turco. La Presti Giacomo replica, ci risiamo, un altro governo senza donne. Ma non si possono leggere queste cose qua. Ma dai. Attenzione, oggi alle 17, importanti, Lippi
convocherà i giocatori della nazionale per i mondiali di Chiara. Non voglio squadra giocatori coinvolti nelle truffe del calcio, è giusto. Già in allerta in vista di una possibile convocazione i pulcini del Pergo Crema. Il Pergo Crema è una cosa, perché già pure quelli del Cervia sono a rischio. Sì, ormai cenci e vetri di compiobbi. C'è Sergio che ride. Sergio, come va Sergio, tutto bene? Il Pergo Crema, fatemi sentire la voce di Sergio, vi prego, quando la sente. Ciao, ti ringrazio di tutto, sei stupendo. Tutto bene Sergio? È come parlare con Gene Hackman. Lo so. Vabbè, non esageriamo. Senti, già solo quel non esageriamo me lo metterei come suoneria del telefono. Esatto. Che non mi chiama? Giù con la vita. Che voce. La risata com'era quella bellissima satanica. Che bello veramente. Che bello. Allora, volevo dire una cosa, sono rimasto sconvolto, pensa quanto sono indietro io. Il nuovo CD del maestro Morricone, Here's to You, è una cosa, un'innovazione, è come i dischi di una volta, cioè nel disco c'era il lato A e il lato B, no? Nel CD oggi non è così, metti il CD da una parte sola, ma invece questo è uno solo, quindi confezione c'è un CD, da un lato ci sono le musiche, lo giri dall'altra parte e diventa DVD. È una cosa, è innovazione totale. Quindi anche per questo vale pure la pena, cioè la comodità. Dice pure che sbagli ti vedi le immagini appunto, in radio, non è che le immagini con la musica. Le immagini con la musica, wow, bellissimo, questo me lo tengo stretto ragazzi. Allora, attenzione perché io sono preoccupato, caro direttore di Radio 2 Sergio Valsania. Oliviero? No, me lo apri che non riesco. Che è successo? Sono preoccupato perché sai che noi abbiamo queste incursioni di Luca Giurato. No, speriamo di no. No, ma oggi speriamo veramente. Speriamo di no, dai, speriamo di no. L'hai chiamato. Ciao, sono scordinatissimo su quello che dico oggi. Allora abbiamo qui con noi un ornitologo. Allora, di che cosa si occupa un ornitologo? Di uccelli, Bene, uccelli. parliamo della prostata. Ma che forza ci sia? Non quel tipo di uccelli. Pronti, si parla di dei volatili, dei volatili. Non lo capisco, si parla di polizia. Allora la polizia stradale. Volatili. Quanta strada hanno fatto? Allora, caro Bardruno, come ti chiami? Baldini. Allora, siamo qua. Purtroppo so giurato, dico cazzate. Che devo fare? Sono nato per questo. Lavoro con strisce e me ne vanto. Ciao, arrivederci. Ogni tanto entra, che ci vuoi fare? Senti, abbiamo un altro capolavoro da sentire. Cioè? Ennio, un capolavoro che secondo me potrebbe diventare il tormentone dell'estate. Mi arriva dalla Spagna. Dalla Spagna, ma è cantato in italiano, si chiama Miani. Potrebbe diventare un tormentone perché la canzone dice tu, come quella di Umberto Tozzi, ricordi? Esatto, vivi nell'aria, questa è novità assoluta e c'entra pure Stefano Secchi, te lo ricordi? Mixava, faceva la discoteca. Nella Milano da bere, 105, la Milano da fumare, cose sì. Siamo pronti? Vai con Miani. Sì. Attenzione. Allora vedo una signora in prima fila che muove la testa. Sì, esatto. Così. Mi piace signora, faccia pure col pugno così. In omaggio col disco Il laccio emostatico. Lascia pure che ti parli male di me. Forse quel che vuole solo avermi con sé. Ennio, volevo solo dirti che c'è tua nipote che muove la testa e alza sul pugno lì, guardala, eccola. O è comunista o gli piace la canzone. Ma io su questo c'ho da dire qualcosa. Sì, ora subito, aspetta. Via, leva la musica, Miani, chiedo scusa Miani. Una cosa molto curiosa. Corny Kramer, al tempo di quando io facevo gli arrangiamenti per lui e per altri,
diceva che c'erano dei pezzi, delle canzoni che facevano fare così. Con la testa su e giù. E altre che facevano no. E altre fare con la testa. Le tristi, una è vero. E qua, come questa invece si dice. Fanno fare con la testa così. C'è una differenza però. È bella però sta differenza, questa la posso usare nel mio spettacolo? Perché questa è bella, perché sono canzoni che ti fanno fare così, sì. Ce ne sono diverse così, e canzoni che ti fanno fare così. Ci sono tante. Vedi, così va proprio. Io suono uno strumento, guarda, attenzione. Vedi? Vada a sé, guarda. Vada a sé. Come sarebbe un pezzo di Ennio Morricone fatto diventare dance? Ma lo sai, non lo so. È impossibile? Cremonesi. L'hanno fatto. L'hanno fatto? Sì, quando l'hanno fatto? Quale? No, mi ricordo tanti. Ce li mandano per chiedere il permesso delle e lei ovviamente non glielo alcuni dicono a qualcun altro. C'era una volta fatto in bene. West, quello lì vedi che è fatto. successo già, vedi? Vedi che è successo già. E certo, ma l'hanno fatte tutte anche su diverse, anche sulla musica classica. Sulla Butterfly l'hanno fatto. Sì, anche sulla quinta di Beethoven. Cosa era? Febbre del sabato sera. Cominciarono. Bene. Allora Miani mi è caduto subito gli è andato. No, ma lo rimettiamo un pezzo, vai, portalo avanti. Miani, se no magari sta sentendo la radio, è lì che è rimasto scioccato. Boom. Miani, vai! Muoviamo la testa come dice il maestro con Morricone, vediamo se viene bene. Aspetta. E il radio viene bene se muove la testa, si vede, Pronti? Via! È vero. Senti cosa sembra anni 90. Proprio Denarov. Sì, mi è spuntata la coda a me, ti giuro, dietro. La giacca gialla. Ma che mi ha messo lo strumentale? No, canta? Ora, eccolo. Ha messo lo strumentale. È finita, molto avanti. Bravo, grazie Marco Lore, ci hai fatto sto regalo. Sì. Ci hai fatto sentire queste martellate così. Chiamiamo nonno Mike. Allora, volevo chiedere a Ennio Morricone se ha mai avuto contatti con Mike Bongiorno di qualsiasi tipo. Sì, una volta. Una volta? Ma per il premio colonna sonora. E presentava lui? Presentava lui, sì. Posso immaginare. Allora abbiamo qui Ennio Morricone, è vero? Come mai? Io faccio delle sonore, quindi solo per una premiazione così. Che noi ce l'abbiamo tutti i giorni. Purtroppo. Con noi adesso ci collegheremo un attimo. Subito lo chiamiamo a casa. Sentiamo se c'è. Cosa fa? Eccolo. Signor allora, Mike. Forza, che avete lì? Abbiamo Ennio Morricone, il maestro Morricone. Me lo ricordo, salutatemelo tanto. Sì? Perché mi ricordo che suonò la tromba, amici ascoltatori. Lui suona. Perché un giorno siamo all'O Turchetti. Allora siamo all'O Turchetti e lui suonò mi sembra improbabile. Infatti quei giorni dicevo fiato alle trombe Morricone. Al posto di fiato alle trombe. Era lì, lo chiamai e venne al mio matrimonio con la Daniela. Pensate, amici ascoltatori. Bene. Mi suonò l'Ave Maria. Alla tromba? Di Schubert. Di Schubert, sì. No, la fece con la chitarra elettrica. Era una messa beat? Esattamente. Sì. Allora avete festeggiato? No, perché pensate per festeggiare lo scudetto mi sono rasato la testa anch'io come Del Piero, amici ascoltatori. Ha sentito qualche giocatore della Juve? No. No. Stanotte sono stata alla loro festa a Toraino. A Torino? Che Toraino? Non è americano, è italiano, Torino. Si dice Toraino? No, si dice Torino. Avete controllato sull'Atlante? Sì, Torino, italiano. Sono tornato stamattina a casa alle 6, amici ascoltatori. Alle 6, sei divertito? Sì. Insomma, se i ribaltabili della mia macchina potessero parlare. Pensa te. Non mi fate parlare che sono un gentleman, amici ascoltatori. Va bene, non la facciamo parlare. Forza e coraggio, se no vi potrei raccontare che ho dato un bel liscio e busso alla Seredova. Pensate. Ma se ieri sera la Seredova era la domenica sportiva. Appunto. L'ho aspettata all'uscita della Rai di Corso Pione. Pione, sì. E poi dopo con la scusa di portare la festa a Torino, insomma, mi sono fermato. Dove? All'Autogrill Novara Est, amici ascoltatori. Che è successo? E niente. Diciamo così, l'ho rifocillata. Senta, poi alla festa però c'è andato.
Ma certamente, risciambola amici ascoltatori, la signora Cannavaro, la signora Ibrahimovic, la signora Balsaretti e come dice la parola stessa, la signora Trezeguet, amici ascoltatori. La signora Trezeguet? 3 volte. Ecco. Vabbè, mentre loro stappavano lo champagne, diciamo che io stappavo altro, va bene? Signor Mike non ha più l'età per certe cose, dai. Ma chiedi la tua sorella se non ho l'età. Allora Marco Baldini, la Lucia, la conoscono Baldini, tutti, certo. La Lucia, sì. la Fiorentina era famosa, tutti pensavano alla bistecca, invece io dicevo no, è la sorella di Baldini che va mangiata al sangue. Allora forza. Sì. Tanto non si lamenta mai lei, lo sappiamo. Forza, portatemi la piccola cisti testicolare per la telepromozione. Sentiamo. Dai, andiamo, forza, coraggio. Baciamo le mani, Don Mike. Mi chiamo Dorid e sono a disposizione di vostra. Non so se è asfittico, sta morendo o è siciliano. A parte che voglio dire, non è proprio capace di fare l'accento siciliano, questo te lo posso dire, garantire io, che anche se sono di Milano mi chiamo Buongiorno, che è un cognome siciliano, quindi ho delle origini. Comunque, va bene, ripeti la frase perché fai veramente cagare. Che non è giusta, diciamo. Baciamo le mani, Don Mike. Mi chiamo Giorgio e sono a vostra disposizione di vostri. Vostra disposizione di vostri. Poi da là abbiamo una piccola cannamozza con le in tutti i sensi. Con le gambe, lo sapevo io. Vabbè. Io sapevo però che ancora il ponte sullo stretto non l'avevano fatto, Attraversai lo stretto con il ferribot. Con ferribot. Gatto, Adesso capisco perché lo chiamano stretto. È talmente stretto che poi venite tutti di qua. Santa pazienza. Vabbè, Mario Bianchi, manda la sigla che è meglio. Sigla! Sentiamo. Romagnati presenta la nuova linea di calzature che si chiama Piede di Porco. Scarpe di tutti i tipi, in pelle di maiale, scrofa, cinghiale e verro. Adesso cosa dovrei fare? Mettermi la coppola? Io mi annoiai e per questo suonai un maranzano. Proprio il siciliano lo dobbiamo depennare. Vi giuro, come Fiorello e non come Mike, lo sentirei per ore, perché è una delle cose per un siciliano, è una delle cose più comiche che possono accadere al mondo, è sentire Cremonese di Agrate che fa il bambino. Allora, ripetimi di nuovo la frase, ti prego. Io mi annoiai e per questo suonai un maranzano. Ah sì, E io mi incazzai e per questo ti pigliai a roncolate. Allora, piccolo suonatore di marranzano dei miei fichi d'India, sento ancora quel suono fastidiosissimo, se lo faccio ingoiare, ok? Hai capito, Mario Bianchi? Rimanda la sigla. Andiamo. Le nuove calzature di Rovagnati, piede di porco, le scarpe per tutti i tipi di piede. Avete l'alluce valgo, i duroni, le noci di cocco, lo zoccolo caprino. Affidatevi alle calzature piede di porco, amici ascoltatori. Vostria mi deve scusare. Stavo volendo un marranzano, mi è partito un colpo. Gli è partito un colpo? Ma anche lo spiritoso, sì. Vabbè. Fa niente, senti? Allora, piccolo orfano del bandito Giuliano, ti puoi avvicinare, per favore? Ogni vostro desiderio è un ordine. Come si fa? Avvicinati qui. Sì? Vieni qui, allora vieni qui, piccolo mandarino, forza, vieni qui, torroncino, vieni forza. Avvicina, fai come fate voi siciliani? Come fate? Fate così?
Oh scusa, mi stavo pulendo le mani ed è partito un colpo. E vabbè, senti, mi sono rotto Mario Bianchi. Andiamo da Mastarrotta che sta facendo la telepromozione delle solette antiodore per scarpe. Gli nascondiamo una cacca di cane dentro le scarpe, così pensa che le solette non funzionino e le butta via. Va bene? Allegria, amici ascoltatori, grazie. Allegria. Scusa un attimo, sì? Cremonesi? Ciao. Ciao. Mi fai l'imitazione del siciliano così? A parte, sì, per curiosità. Come fai? Com'è? Baciamo la mani. Solo questo sai dire? Con la voce piccola come facevi prima. Baciamo le mani. Sembra stia morendo da un momento all'altro. Come si fa a lavorare? Guarda che ci tocca fare. Attenzione, Baldini. Eccolo. Vai. Ah, ecco qua, sì. Baldini chiede, è uscita la notizia, sì, chiede a Ennio Morricone, ha avuto anche questo coraggio, di comporre le musiche del suo film e propone le note per il motivo del lungometraggio che sono. Cioè? Mi fa fare soldo. Bene, questa è giusta. Cosa viene mi fa fare soldo? Però, non è mica brutta. Aspetta. E così mi fa fare soldo, voglio fare soldi senza scommettere, mai più punterò su un cavallo, lo giuro, che mi fa fare soldo, questa bella canzoncina sarà la musica per il mio film. Ma lo sai che guarda, non è male. Bellissimo, guarda, io c'ho già il latte alle ginocchia, sì, pensa te. Due maroni. Bene, comunque non è male. Abbiamo così concluso, intanto ringraziamo subito per la pazienza e per essere stato devo dire, non lo fanno tutti gli ospiti. È rimasto Ennio Morricone è rimasto con la cuffia in testa per tutto il tempo. Quindi grazie. Ricordandovi Here's to You. CD da tenere in macchina e sono sicuro che i nostri radioascoltatori oggi guarda, qui vedo in prima fila, signora, lei andrà a comprarlo, ha visto la signora subito esce perché poi se vi capita di comprare pure quello di Viva Radio 2 meglio di no, perché sennò faccio il giro dell'isola. No, che siamo a un buon punto, perché la scommessa è quella, grazie. Se andiamo numero 1 in classifica fai il giro in mutande, quindi grazie a Ennio Morricone, bene. Allora, Viva Radio 2, programma con Fiorello, con il maestro Enrico Cremonesi, Marco Baldini e poi i musicisti Isgro, Compress Pacciani, Marco Loni in regia, i nostri tecnici Pino Berardi, Genesio Di Jacopo, Sassà Bellisti, la redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, la nostra Gabriellina Germani alias Monica Bellucci, Marco Lui, Marina Mancini e i nostri autori che sono Bozzi, Cassini, Dirisio, Tattia. Abbiamo concluso, ci sono gli spostati? No, ci siamo dimenticati di salutare una persona. Chi? Marco Baldini. Scusa. C'è gli spostati ci sono? Sì. Eccoli. Ciao spostati. Come va? Avete sentito Morricone? Strepitoso. Del numero 1. Senti, ma a sto punto ci regalate un po' di tempo per mettere un altro pezzo? Ma magari. Anzi, vogliamo un Oscar alla carriera. Quelli di Hollywood si devono una volta per tutte decidere a consegnargli l'Oscar dopo 7 nomination. Ma sai che te dico? Io te lo dico proprio a nome suo. Anche non so cosa ne pensa lui di sta cosa, ma chi se ne frega. Infatti è così. È vero? Ecco, allora l'ho detta giusta? Io l'ho detta. Cioè adesso non è che il mondo è ai piedi di che se uno non ha l'Oscar, per carità di Dio, complimenti a chi l'ha preso, ma voglio dire qui io non so cosa c'è dietro, perché tante volte mi sembra veramente assurdo che non so, in una produzione di 450 film poi ci sono casi eclatanti. Mission, cioè doveva stravincere l'Oscar tantissime altre. Quella proprio ma Ennio, hai detto sta frase, tu me ne frego? No, non ho detto questo. Ho detto che 5 nomination, 6, non mi ricordo quante sono preferibili forse a un Oscar. Certo. Forse perché
le nomination sono date dai professionisti, i compositori, e l'Oscar è dato da interno all'otto, formato da 5.000 soci dell'Accademia. Allora certe volte è difficile, non che quelli che l'hanno preso non lo meritassero, per carità, uno mica dice quello, però secondo me l'Oscar è anche sentire una grandissima colonna sonora e pensare: ma come hanno fatto a non dargli l'Oscar ogni volta che uno sente là? Quindi quello ma infatti quella sera Mission molti protestarono. Molti protestarono, sì. Allora scusa, abbiamo sentito, abbiamo parlato Mission, però ci vuole quella, se c'è, vabbè, che è bello tutto il disco. Sì, Gabriel Zoboe, se c'è, Lolli. Facciamo contento. C'è, lo sentiamo, dai. Questa per me attenzione, proprio... George Clooney denuncia. Attenzione, è uscita adesso sulle parole del maestro Morricone. L'assegnazione degli Oscar è pilotata da un tal Luciano Morri. La sentiamo allora. Dai, basta scherzare, basta su questi argomenti, basta. Ce l'abbiamo, chiudiamo con questa, spostati? Va bene, grazie. Entriamo nel vostro programma con Mission di Ennio Morricone? È un onore. È un onore per voi, anche per noi. Grazie a tutti, Mission. Ciao.